7 aprile del 44, all'1:05 sono arrivati sopra la città 5 gruppi di aerei B-17 americani per un totale di 159 aerei che hanno sganciato circa 2636 bombe di vario tipo, e in questi raid dovevano distruggere ponti, viadotti, ferrovie, stazioni e quant'altro, perché non doveva più giungere il materiale di rinforzo alla linea gotica, cioè bisognava interrompere assolutamente l'arrivo di tutti i treni, di tutte le merci, di tutti i soldati che dovevano affluire alla linea gotica. Treviso si trovava in un punto abbastanza strategico e per questo è stata colpita duramente a partire dal 7 aprile 1944. La nostra casa è stata bombardata. Al momento del bombardamento del 7 aprile eravamo in cucina a pranzo, abbiamo sentito le sirene, io e altri 5 miei fratelli, mio papà e mia mamma, siamo scappati giù, fuori, e lì hanno cominciato a cadere le bombe. È scoppiata una bomba poco lontano da noi, io e tutti i miei fratelli siamo rimasti feriti, chi più chi meno, io il più grave. Sono stato 3 mesi in coma, 4, che mi hanno fatto fare la prima comunione, perché allora ero preparato per la prima comunione dopo Pasqua, e l'ho fatta come viatico nel letto praticamente che dovevo morire. Ci sono state circa 1600 vittime e contiamo alla fine della guerra che l'82% della città è stata gravemente danneggiata e distrutta. Per fortuna sono stati ricostruiti i maggiori monumenti, cioè la Loggia dei Cavalieri colpita il 14 maggio del 1944, il Palazzo dei 300, il simbolo di Treviso, colpito il 7 aprile 1944 e ricostruito, alla fine della ricostruzione nel 1952, tutti questi edifici sono stati ricostruiti grazie alla famiglia Botera, ai restauratori Botera. Il ricordo del 7 aprile particolarmente vedevo qualcosa da lontano, perché salivo avevo la possibilità di andare sopra casa mia e vedevo dall'alto passare aerei. L'anno dopo mi è capitato, in quei tempi, una cosa che mi ha lasciato. Ho trovato un oggetto che sembrava la parte esplosiva di una bomba a mano. L'ho preso in mano e mi è scoppiato. In quegli anni, quando vedevano certe ferite, già non è che fossero tanto morbidi. Ecco, quello che ricordo, anche certe umiliazioni, per il resto dopo la vita passa e così.